Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, a maggior ragione stasera ci viene da dire che la conservazione non è sempre per forza roba da conservatori, anzi, ad esempio in questo momento i conservatori autentici e come dire filologicamente fedeli a quello che questa parola vuole dire nella tradizione politico-filosofica, sarebbero quelli più interessati a rompere lo status quo in Europa, a rompere lo status quo anacronistico, basato sull'asse contro natura popolari socialisti, che invece a quanto pare si sta reiterando. A cosa ci riferiamo? Alle notizie di oggi pomeriggio, secondo cui gli Sherpa che erano chiusi a trattare negli uffici dell'eurocrazia avrebbero trovato la quadra sui cosiddetti top jobs, i posti chiave e apicali della governance europea. Ebbene, rullo di tamburi, la quadra uscita prevederebbe la conferma di Ursula von der Leyen alla Commissione europea, e già qui un conservatore autentico diciamo che non stappa esattamente la bottiglia migliore di champagne che ha in cantina, ma ancora peggio e molto peggio, la presidenza del Consiglio europeo andrebbe all'ex premier portoghese socialista e alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, carica doppiamente importante in questo momento storico con tutte le crisi belliche e geopolitiche in corso, all'attuale premier Estone Kallas, espressione dei liberali. Cioè una spartizione tra popolari, socialisti, liberali. Un déjà vu totale, come se non si fosse votato poche settimane fa. Diciamo che è una quadra che prescinde, anzi contraddice, il voto andato in scena nei 3 principali paesi europei, dove 2 forze su 3 di queste, che si sono spartite a quanto pare le alte cariche, sono risultate clamorosamente perdenti, ovvero i socialisti e i liberali, che hanno a vario titolo perso le elezioni in Italia, in Francia e in Germania, a vantaggio di forze, diciamo, generalmente di destra, con sfumature molto differenti tra loro, ma sta di fatto che socialisti e liberali le hanno perse, ma si apparecchiano e partecipano al banchetto dell'Ursula bis come se niente fosse. Allora vorremmo dire che, visto che secondo queste indiscrezioni odierne Giorgia Meloni potrebbe essere coinvolta nelle trattative attorno a questo nuovo assetto direttamente dalla von der Leyen, c'è l'ipotesi, diciamo, di scuola politica che non è che scandalizzi di per sé, ma secondo la quale Giorgia Meloni potrebbe diciamo appoggiare questa governance in cambio di un commissario italiano di peso. Ora, per carità, in politica è difficile bocciare qualcosa a priori, bisognerebbe capire quale il nome del commissario e la delega, se effettivamente pesante o meno. Però sta di fatto che così, da un punto di vista conservatore, ci si limiterebbe a fare da stampella la reiterazione dello status quo, mentre i popoli europei, dei paesi più importanti soprattutto, hanno appena chiesto una svolta conservatrice in senso vero, politico, cioè una rottura dello status quo. Chi vivrà vedrà, noi sicuramente monitoreremo. Grazie a tutti, a domattina.